Siamo qui con mister Omar Nordi, è appena finita Accademia Pavese Oltrepo 0-2 per la squadra ospite. Mister, ok, magari la salvezza, i playoff, i playout non passano per forza queste partite, per oggi qualcosina si era vista, la traversa, i primi 10 minuti del secondo tempo, sicuramente sono mancate le conclusioni, l'Oltrepo ha giocato bene. E cosa bisogna dire a questi ragazzi? Cosa bisogna fare? Ma io i ragazzi non posso dire niente perché noi danno sempre tutto quello che hanno, con i limiti che abbiamo. In questo momento facciamo fatica a concretizzare, la mezza occasione che ci gira bene o male va sulla traversa, però io difficilmente cerco scusanti e alibi. Se abbiamo preso la traversa perché non abbiamo voluto far gol, io la penso un pochino così, no? Quindi dobbiamo essere un pochino più, visto che non creiamo tantissimo probabilmente rispetto a altre squadre, dobbiamo essere più cinici sotto porta e cercare di essere più cattivi, essere più reattivi, tante cose sono per poter far gol, no? Parlo da centravanti, da ex centravanti. Basta, poi abbiamo giocato con una signora squadra, ma se facciamo 1-1 magari cambia la partita. Poi loro hanno giocatori di qualità diversa, no? Dove magari la mezza opportunità, la mezza occasione ti fanno male, ma ci sono 20 punti, non so quanti sono di differenza, e questo lo fa in tutte le categorie, no? Poi c'è la domenica che puoi anche battere l'Oltrepo, ma deve essere una partita perfetta, ti devi girare bene, sono tante le componenti, però l'unica medicina, io la chiamo così, per noi è quella di tirare sulla testa, lavorare in settimana come stiamo facendo, come fanno i ragazzi, e basta. Questa è l'unica medicina che conosco. Il lavoro alla lunga mi ha ripagato, sia da quando giocavo, anche se magari subito non vedi i risultati e ti puoi abbattere, alla lunga mi ha sempre ripagato. Quindi questo è quello che dobbiamo fare noi come Accademia Pavese. Si arrabbia un po' in senso buono, in senso positivo, quasi da zio a quegli attaccanti, visto lei è stato un grande bomber che non riesco a mettere dentro, è tanto che non segna l'Accademia. Lo so, questo è il nostro problema, però abbiamo in questo momento queste caratteristiche. Devo pian piano coccolarmi i ragazzi e cercare magari in settimana, avendo fatto il centravanti, di provare a trovare qualche soluzione in più, quindi un po' di colpa magari ce l'ho anch'io. Ci proveremo, ci stiamo già lavorando in settimana. Oggi abbiamo preso una traversa, magari domenica facciamo gol. Qualcosina in più dal mercato voleva, si aspettava o va bene così? Ma no, non c'ho più dovresti chiedere alla società. Noi siamo questi e fino all'ultimo minuto della salvezza diretta o dei play-out proveremo a salvarci. Mister, in bocca al lupo, grazie. Grazie a voi. Siamo qui con mister Paolo Barbiero dell'Oltrepo, è appena finita Accademia Pavese Oltrepo 0-2 per la squadra ospite, una prova sicuramente molto positiva in trasferta, che diciamo che i campi fuori casa sono sempre stati quelli un po' più insidiosi per Oltrepo quest'anno, una prova importante, un primo tempo quasi perfetto, avete sofferto raramente tranne magari la traversa del primo tempo, i primi 10 minuti del secondo. Cosa mi dici di questa prestazione dei suoi ragazzi, mister? Allora, innanzitutto sono contento. Molto contento proprio come dici tu di quello che abbiamo concesso, cioè praticamente niente. La traversa nasce da un piccolo errore di comunicazione portiere-difensore, però eravamo a posto e non abbiamo concesso nulla, che è quello su cui lavoriamo e su cui continuiamo il nostro percorso. E in più abbiamo fatto 2 gol, quindi il primo tempo 2-0, e poi abbiamo avuto 3-4 ripartenze secondo tempo dove potevamo fargli veramente male, e infatti non sono contento di questa cosa qua. Se vogliamo essere una squadra concreta che sa quello che vuole da qui alla fine, queste partite qua, se c'è da fare gol bisogna fare gol, perché se per sbaglio, un rimpallo, una mezza conclusione fanno 2-1 diventa un'altra partita, perché loro sono stati lì, hanno fatto la loro gara, io gli faccio i complimenti perché sono una squadra giovane, conosco il presidente, è una buona squadra e le partite sono queste qua, può succedere di tutto e il girone ce lo insegna. Quindi da un lato sono molto felice per la seconda partita in cui non prendiamo gol, sono felice della disponibilità della squadra, dall'altro gli ho detto che se vogliamo crescere, fare uno step in più, quando bisogna fare gol, c'è da fare gol e non essere così un po' leziosi, ecco, è sembrato un po' quello poi nella seconda parte di gara.
però siamo strafelici, ci portiamo a casa i 3 punti. Seconda vittoria consecutiva, settimana prossima c'è una sfida sicuramente molto importante in casa. Cosa bisogna fare per avere una terza vittoria consecutiva, per dare ancora più concretezza al campionato e quindi puntare alle zone alte, in attesa poi della parità del Pavia di questa sera? Bisogna continuare su questa strada con questa determinazione, con il pensiero comune di tutti e 23-24 giocatori e poi non vediamo l'ora di arrivare a queste partite qua. Insomma, sono quelle in cui abbiamo voglia di misurarci per vedere veramente che tipo di squadra siamo, no? Queste partite qui, come oggi, sono partite dove magari hai più da perdere, no? Che se vinci hai fatto il tuo. Poi sono sempre complicate, sempre difficili contro chiunque, però poi alla fine della partita si dice hai fatto il tuo, sei stato bravo, ma si sapeva che vincevamo. Non è vero, sono da giocare tutte. Poi arrivano degli scontri di un altro spessore e lì devi capire che tipo di squadra sei, che tipo di campionato vuoi fare, e noi non vediamo l'ora di aspettare. Mister, in bocca al lupo per tutto e grazie mille. Grazie a voi.